Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, edizione flash del nostro audio video giornale di oggi, mercoledì 17 febbraio, sono le 13:39. Apriamo subito con la cronaca per dire che un uomo di 44 anni albanese è stato arrestato dalla polizia di Udine in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del capoluogo friulano per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti di una delle figlie minorenni. L'uomo è stato bloccato il 3 febbraio scorso, ma la notizia è stata diffusa nella giornata odierna, al valico ferroviario del Brennero, mentre tentava di rientrare a Udine dalla Germania. Deve espiare una pena di 10 anni di reclusione. Le indagini erano iniziate nel 2015. Stiamo in tema di violenza, ma questa volta ci spostiamo a Trieste perché la notizia è uscita poi nella tarda serata. Va detto che un noto esponente della comunità LGBT del Friuli Venezia Giulia è stato aggredito e picchiato ieri sera insieme con due amici nella piazza del piccolo comune di Monrupino. Antonio Parisi, questo è il suo nome, era appena uscito con due amici da uno Smizza, un tipico locale della zona, dove aveva trascorso alcune ore quando sarebbe stato aggredito e picchiato. Sulla vicenda indagano i carabinieri che sono giunti sul posto insieme con i sanitari, i quali hanno portato i tre all'ospedale per le cure. Il più grave ha riportato contusioni varie e guaribili in 15 giorni. A rendere nota l'aggressione è stato un post attraverso il social Facebook dello stesso Parisi, che ieri sera, in cui sono state pubblicate anche le foto delle vistose ferite riportate e alcuni abiti insanguinati. Sia le vittime che gli aggressori, potrebbe trattarsi di tre giovani, erano sotto effetto di alcol. Questi ultimi sono fuggiti prima dell'arrivo dei carabinieri. Cambiamo argomento, adesso parliamo del Covid, per dire che al momento in Friuli Venezia Giulia, tra i campioni analizzati, non è stata rilevata la presenza delle varianti brasiliana e sudafricana. Lo ha reso noto il vicepresidente della regione con delega alla salute Riccardo Riccardi, rispondendo a un'interrogazione in risposta immediata in Consiglio regionale. Sta procedendo, ha precisato, a sorveglianza sull'eventuale presenza delle due varianti di interesse per la sanità pubblica, le cosiddette sudafricana e brasiliana, con il monitoraggio dei casi indicati secondo circolare e con un'indagine su un campione casuale tra tamponi con carica virale elevata provenienti da tutta la regione. Al momento, su 80 sequenze di campioni raccolti da dicembre a oggi, nessuna rappresentava le varianti brasiliana e sudafricana. Per quanto riguarda invece la variante inglese, nei giorni scorsi, ha ricordato Riccardi, erano emersi 17 casi dall'analisi di 267 campioni. La sorveglianza, concluso l'assessore, verrà ripetuta questa settimana con la stessa metodologia. Parliamo dell'ERSA per dire che c'è un'importante notizia per quanto riguarda appunto l'ERSA, per dire che venerdì prossimo alle 18 il Servizio Statistica Agraria di ERSA FVG presenterà online 3 rapporti. Il primo analizzerà l'andamento del comparto brassicolo, produzione di birra, nel corso del 2019. Il secondo presenterà i dati del settore ittico in quello stesso anno. Il terzo riporterà le proiezioni e i primi risultati conseguiti dal comparto agricolo del Friuli Venezia Giulia nel corso del 2020. L'incontro si svolgerà in remoto, le iscrizioni sono ancora aperte sul sito www.rapportoersafvg.it. Ci trasferiamo a Pordenone perché parliamo sempre di vaccini. L'ufficio sanitario provinciale della questura di Pordenone ha iniziato stamani, primo in regione, la campagna vaccinale del personale della polizia in servizio nelle articolazioni territoriali nell'ambito del piano vaccinazione riservato alle forze dell'ordine. Nelle due postazioni hanno assistito all'avvio della campagna il questore Marco Odorisio e il direttore generale dell'azienda sanitaria
del Friuli Occidentale, Joseph Polimeri. Andiamo adesso a Cividale per un'altra iniziativa nella città ducale molto importante, legata sempre al discorso del Covid, per dire che Cividale del Friuli sarà il primo comune in Italia a adottare le mascherine trasparenti approvate dall'Istituto Superiore di Sanità, i dipendenti dell'amministrazione che operano a contatto con il pubblico. L'iniziativa, fortemente voluta dal vice sindaco Roberto Novelli per venire incontro alle esigenze di sordi e ipoacusici, sarà realizzata grazie alla disponibilità dell'azienda produttrice, la Diempi di San Benedetto del Tronto, che ha donato una fornitura iniziale all'amministrazione comunale. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del nostro audio video giornale. Vi diamo appuntamento nel pomeriggio per linea diretta con un ospite. Avremo con noi proprio il vice sindaco di Cividale del Friuli, nonché onorevole a Roma, deputato, l'onorevole Roberto Novelli, per parlare del governo Draghi, ma anche di quello che accade nella città ducale. Dunque grazie come sempre per l'ascolto e a più tardi. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.